Coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento odierno con Onda Libera dedicato ai fatti principali del giorno e in chiusura a un altro dei fatti del giorno per la verità, ovvero la manovra finanziaria o legge di stabilità che dir si voglia. Ne parleremo con il capogruppo della Lega alla Camera, Massimiliano Fedriga, alla luce del fatto che si comincia a scoprire che i racconti fatti all'inizio, alla presentazione di questa manovra finanziaria, sono in realtà un film che ci è stato raccontato e che è ben diverso dalla realtà, come ha scritto perfino La Stampa di Torino stamani. Ma intanto la prima pagina dell'Ansa che si apre sulla cronaca nera: indagato il marito di Elena Ceste, svolta nell'inchiesta sulla morte della donna. Il marito della casalinga di Costigliole d'Asti, trovata morta nei giorni scorsi, sarebbe indagato. Lo afferma una trasmissione televisiva Mattino 5. La coinviata ha riferito che stamani i carabinieri si sono presentati a casa di Michele Buoninconti, il marito della donna scomparsa. Il titolo successivo ha a che fare con la commedia della lettera di Bruxelles, oggi la risposta del governo, e poi la manovra in pillole, dal bonus neomamme all'IVA sotto la lente, con Berlusconi che dice: certamente mi ricandiderò. Il leader di Forza Italia ha assicurato che si ricandiderà non appena la sentenza, frutto di una giustizia sciagurata, sarà cancellata dalla Corte dei diritti dell'uomo dell'Unione Europea, dice Silvio Berlusconi sempre a Mattino 5. Sono sicuro, ha detto Berlusconi, che la condanna della sentenza Mediaset sarà cancellata dalla Corte dei diritti dell'Unione Europea, perché è stata una cosa incredibile. Sono stato eliminato dal Senato e dalla scena politica con mezzi non della democrazia, ma con altri mezzi che non dovrebbero essere utilizzati in una democrazia vera. Ritirarmi dalla politica? Non mi conoscono, ha detto Berlusconi. Ho preso un impegno con gli elettori e non posso lasciare con una situazione in Italia che rischia di andare in una direzione che i nostri elettori non vogliono. La manovra non mi convince. Succede che si dà con una mano, si prende con l'altra, come nel caso degli 80 euro. Non c'è riduzione delle tasse, soltanto noi l'abbiamo fatta. Siamo un partito liberale, attento ai diritti delle persone. In Italia le libertà sono troppo soffocate, crediamo da sempre nella famiglia come valore morale e civile, ma non significa che i diritti di tutti i cittadini, qualunque sia il loro orientamento sessuale, non vadano rispettati. Succede così in tutta Europa, in paesi come la Germania, guidata da un partito di ispirazione cristiana, hanno regolamentato le unioni omosessuali. Non c'è ragione per non farlo da noi. Voglio vivere in un paese dove la libertà è sacra. Sono in auto, ha detto Berlusconi intervistato su Canale 5. Sto andando a Cesano a svolgere compiti e cercare di fare del mio meglio per dare una mano, dice a proposito dei servizi sociali. La fine dello svolgimento dei servizi dovrebbe essere anticipata al 15 febbraio per il modo in cui li ho condotti, dice Berlusconi. Non possiamo fare alleanza con chi ha tradito i signori del nuovo centrodestra. Forza Italia non ha bisogno di rinascere, è viva e vegeta. Il 50% degli italiani alle ultime elezioni europee è rimasto a casa perché deluso dalla politica. Stiamo preparando adesioni a Forza Italia anche nei comuni più piccoli. In ogni comune ci sarà una nostra sede, dice Berlusconi. Tanto è sciopero di trasporti e servizi pubblici, un venerdì di disagi possibili in tutta Italia per lo sciopero generale proclamato dall'Unione dei Sindacati di Base che riguarda servizi pubblici, scuola, trasporti, treni, bus, aerei. La protesta è indetta contro il Jobs Act e la legge di stabilità. A Roma i primi effetti: una compagnia spagnola, Vueling, ha cancellato 25 dei 38 voli, solo lievi disagi al momento per lo sciopero generale per quanto riguarda la metropolitana capitolina, mentre a Milano il servizio di metropolitana è regolare. Le fasce di garanzia a Milano sono tra le 15 e le 18, a Roma dalle 17 alle 20, scrive ancora l'agenzia ANSA in prima pagina. E adesso vediamo di dare un'occhiata un pochino più approfondita a un paio di questioni. La prima, il Canada. A questo proposito, Canada e la questione della minaccia islamica, come la definisce anche La Stampa nel resoconto di Francesca Paci da Marsiglia, del quale abbiamo accennato stamani in rassegna stampa. Sul Canada invece c'è un articolo in prima pagina sul Foglio di Giulio Meotti che parte da una domanda: cosa succede quando la splendida decadenza del Canada, ritratta anche in un film del regista canadese Dennis Arcand, Le invasioni barbariche era il titolo, che ha a che fare un po' con ciò che si sta vivendo in questi giorni. Che succede dunque quando una splendida decadenza come quella del Canada incontra il fanatismo dello Stato islamico? L'attentato di ieri nella capitale canadese, Ottawa,
Sarebbe opera di Michael Ziaf Bibo, un cittadino del Quebec che si era convertito all'Islam, padre libico, madre canadese. È un convertito anche Martin Couture Rouleau, il terrorista che il giorno prima ha investito 2 soldati canadesi non lontano da Montréal. 2 ricercatori accademici, Scott Flower e Deborah Birkett, hanno appena pubblicato un saggio sui convertiti canadesi all'Islam che hanno realizzato attentati terroristici. Censimenti canadesi mostrano che l'Islam è la religione che cresce di più in Canada, sebbene gran parte della crescita sia dovuta all'immigrazione e ai tassi demografici. Dal 2001 la popolazione islamica è cresciuta molto a causa anche delle conversioni religiose. 6 progetti terroristici in Canada hanno visto la partecipazione di convertiti. John Stewart Nuttall e Amanda Marie Corrody volevano far saltare in aria il Parlamento, mentre Stephen Vikash Chand pianificava esplosioni contro obiettivi civili canadesi. Numerosi convertiti sono morti all'estero, come William Plotnikov in Dagestan e Christos Katsirubas in Algeria. Hanno tutti un'educazione universitaria. Gran parte di loro prima si definivano atei, come la maggioranza della popolazione canadese. Molti fanno parte dei 130 canadesi attualmente in Siria e in Iraq. Dicono di trovare lì una redenzione. Secondo il professor Lorne Dawson, che dirige il Canadian Network for Research on Terrorism, cercano una identità che è più importante della vita confortevole in Canada. Ed eccolo qui il paradosso canadese. Il paese più secolarizzato del mondo ha prodotto così tanti convertiti al fanatismo islamico assassino e il Canada è, proporzionalmente alla sua popolazione, il paese da cui sono partiti più volontari per il califfato. Damian Clermont, ucciso in Siria mentre combatteva per il califfo, era un cattolico canadese della Nova Scozia, convertito all'Islam. Sono qui perché credo in qualcosa, aveva detto al National Post prima di rimanere ucciso. Lorne Dawson, che insegna alla University of Waterloo, sostiene che la radicalizzazione dei canadesi non ha nulla a che fare con la povertà, i problemi psicologici o l'esposizione al crimine. Questi individui erano eccezionalmente ordinari. La spiegazione sarebbe la crisi di identità. Il Canada, scrive ancora Giulio Meotti sul Foglio, oggi in prima pagina, è un paese dall'alto benessere, sostenuto da sconfinate risorse, salari elevati, grandissime libertà politiche e civili e cultura diffusa. Eppure c'è un rigetto. Secondo il professor Dawson, i canadesi non si erano mai convertiti in nome di Al-Qaeda. Lo stanno facendo in gran numero per lo Stato islamico del califfo, perché pensano che Allah, Dio, sia dalla loro parte, sostiene Dawson, e fa l'esempio di André Poulain, un altro convertito, morto in Siria nel mese di agosto dello scorso anno. Guardavo l'hockey, andavo al cottage in estate, mi piaceva pescare e andare a caccia, aveva detto Poulain. Non ero uno che vuole distruggere il mondo e uccidere tutti, ero una persona normale. Una crisi di identità che ha a che fare con l'inarrestabile secolarizzazione della società canadese. Il Canada è una società dove la religione non ha più autorità, ha scritto Margaret Fundy, docente di teologia alla Queen's University di Kingston, Ontario. Un paese dove i primi ministri evitano diligentemente di farsi fotografare in chiesa. Un paese che ha scoperto che l'ex premier Pierre Trudeau era un devoto cattolico soltanto dopo la sua morte. Un paese dove le chiese chiudono a ritmo vertiginoso, convertite in moschee e in locali commerciali. Nel film Le invasioni barbariche si celebra la svendita di oggetti religiosi in una chiesa. Il Canada, di recente, ha introdotto anche il primo corso di etica di Stato, il primo di questo tipo in un paese occidentale. E nel paese è stata costruita la prima mega chiesa al mondo per atei. La bandiera nera dello Stato islamico sta marciando sui resti del secolarismo, è la morale che ne trae Giulio Meotti sul Foglio. Sono queste le vere invasioni barbariche che fanno da sfondo alla compiacente pellicola cinematografica di Denis Arcand, il regista delle invasioni barbariche, appunto. Riprendendo invece qualche passaggio dell'altro articolo che abbiamo letto stamani, ovvero l'articolo di Francesca Paci sulla Stampa di Torino, da Marsiglia, intanto qualche numero: 6 milioni e mezzo i musulmani in Francia su 66 milioni di abitanti.
Le persone convertite all'Islam, almeno 100.000 nell'ultimo anno, o meglio, 100.000 dovrebbe essere il numero complessivo, ma comunque sono stime. 900.000 sono invece gli abitanti di Marsiglia, 300.000 dei quali, un terzo, sono musulmani. Il 41,8% però degli under 18, cioè di chi ha meno di 18 anni, è di origine straniera. 70% è la percentuale dei carcerati di origine araba sul totale delle persone detenute in Francia. 96 le moschee presenti a Marsiglia, principalmente nei sobborghi della città. L'inviata della Stampa colloquia anche con il 44enne Omar Djelil, il quale è titolare di una moschea proprio a Marsiglia. Il problema della radicalizzazione c'è, dice Djelil, e cresce nonostante gli imam lavorino con la polizia. Da un lato, le politiche di integrazione per le banlieue hanno investito milioni di euro in corsi di jambé anziché di francese. Jambé è una specie di bongo del Nord Africa sostanzialmente. Quindi dice lo stesso imam Omar Djelil che i soldi pubblici sono andati a finanziare i costumi arabi, non i corsi di francese di integrazione. Dall'altro lato, il Consiglio francese del culto musulmano e il Consiglio regionale, le due creature di Sarkozy, non insegnano, come dovrebbero, l'Islam nei quartieri, ma si limitano a pianificare pellegrinaggi alla Mecca. Le periferie, dice il titolare della moschea Al-Taqwa di Marsiglia, le periferie sono in mano al racket e la nuova immigrazione le sta riempiendo di fondamentalisti che aizzano i giovani. I musulmani lo sanno, 6 su 10 mandano i figli alle scuole cattoliche e molti votano a destra. Le moschee sono un rifugio. Come fa una donna a tornare di sera in certi quartieri? Si mette il velo, almeno gli spacciatori la rispettano. La notte escono ratti e shuf, cioè gli adolescenti in felpa e cappuccio che piantonano le strade. Uno di loro siede accanto al garage che il venerdì trabocca di fedeli. Vado in moschea, non faccio cose illegali, porto a casa 70 euro al giorno, dice. Criminalità ed estremismo religioso sono vie parallele. I musulmani laureati se ne vanno in America. A Marsiglia restano quelli che scambiano il Corano per il codice civile. Tra chi resta anche i pendolari della guerra santa, del jihad. Parigi, insomma, non può ignorare Marsiglia. Le bombe uccidono i musulmani in mezzo mondo. In Francia ci ammazzate con la droga, dice un ambulante tunisino, cresciuto a Busserin, dove il figlio dell'imam è stato freddato in un regolamento di conti. Il connazionale 21enne Hassan è arrivato da Lampedusa dopo il carcere per spaccio a Catania e ha sposato una 36enne francese convertita e molto velata. Nessuno dei due sogna di andare in Siria a combattere per il califfato. La Palestina sì, dicono, e però entrambi sono potenzialmente sul mercato dei jihadisti, pronti insomma a essere arruolati. Gli jihadisti partono più da Tolosa, Lione o Roubaix. Marsiglia però è una città estrema, dove oggi, come durante gli scontri del 2005 in banlieue, il sistema malavitoso controlla il territorio meglio dello Stato. Gli investigatori, scrive l'inviata della Stampa, ipotizzano che la malavita scoraggi i mujahedin locali, ma assicuri a quelli in transito velocità e discrezione per tenere lontani i riflettori. Potrebbe esserci una rete logistica che assiste i terroristi, perché qui è facile mimetizzarsi, dice una fonte della polizia. Le moschee sono sorvegliate, ma sappiamo che i radicali vanno, studiano i soggetti deboli e li agganciano all'esterno della moschea. L'arresto del killer di Bruxelles a giugno ha alzato l'allerta. Marsiglia è strategica. È possibile che il killer del Museo ebraico di Bruxelles, Mehdi Nemmouche, reduce dalla Siria, sia andato a Marsiglia per ritrovare complici e preparare operazioni terroristiche. Le carceri, dove il 70% degli ospiti è musulmano, restano un punto critico. Il sindacalista dei secondini regionali, Bruno Boudon, racconta la metamorfosi dell'attentatore di Bruxelles, del Museo ebraico, Nemmouche, a Tolone, in carcere, nel 2012. Iniziò disertando il parlatorio, pregava, niente più televisione, volle un televisore solo quando Merah fece strage alla scuola ebraica di Tolosa. Il penitenziario in cui ho visto più persone entrare normali e uscire con la barba, dice il secondino, è Marsiglia Beaumet, dove ogni guardia segue 145 detenuti.
L'Islam radicale in questa città cresce anche sulle ceneri del comunismo, del punk e delle mille varietà di ribellismo giovanile. Samia Ghali è la prima sindaco musulmana di Marsiglia, scrive La Stampa nel reportage di Francesca Paci. Mentre diamo un'occhiata adesso brevemente alla prima pagina dell'ANSA, che apre con un nuovo titolo: c'è un'Italia da ricostruire, è lo slogan che arriva dai giovani di Confindustria, uno slogan abbastanza renzianamente corretto, diciamo così. C'è un paese da cambiare e da ricostruire, dicono i giovani di Confindustria. L'Italia ha disperatamente bisogno che alle parole seguano più fatti, chiede il presidente dei giovani industriali di Confindustria, Marco Gai. Bene aver aperto i grandi cantieri delle riforme strutturali, ma siamo convinti che all'appello ne manchi uno: il cantiere delle imprese. Convinciamoli che invece di scendere in piazza domani per difendere ideologie, possono collaborare con noi per difendere il lavoro. Gai si rivolge alla CGIL: apriamo una fase nuova di confronto col sindacato per aumentare la produttività, scommettiamo sul futuro dell'Italia, eccetera, eccetera.
diciamo così, il quartetto numero 1 in sol minore, opera 25 per pianoforte e per archi. Ma adesso vorrei proporvi una storia della quale si è occupata peraltro anche la trasmissione Le Iene su Italia 1, che però somma una serie di storie all'italiana. È uno di quei casi in cui viene da pensare: una storia emerge, chissà quante altre simili rimangono sullo sfondo, ed è la storia di un sindacalista, segretario generale dello SNALS, sindacato autonomo della scuola, ma anche della CONFSAL, confederazione che include lo SNALS, Marco Paolo Nigi. La storia è stata ripresa poi l'altro giorno da Libero, dal quotidiano Libero, da Luciano Capone. Chi lo ha visto nella trasmissione televisiva Le Iene lo ricorda per il ciuffo biondo cenere e il marcato accento toscano con cui insulta l'inviata del programma televisivo, Nadia Toffa, che è andata lì a fargli qualche domanda sulla sua pensione. Il soggetto appunto è il segretario generale del sindacato autonomo scuola, SNALS, e della CONFSAL, che è la confederazione che include anche lo SNALS, il professor Marco Paolo Nigi. Lo chiamano professore, ma non insegna in alcuna università e neanche in nessuna scuola superiore. Il titolo di professore è un vezzo che gli attribuisce il suo stesso sindacato ed è riferito ai suoi lontani anni trascorsi come insegnante di scuola media. Il professor Nigi è stato il protagonista di questo servizio della Iena Nadia Toffa che riguardava l'uso e l'abuso della legge 564 del 96, la cui paternità è stata attribuita all'ex ministro del lavoro Tiziano Treu. La legge in sostanza permette ai sindacalisti di incassare la pensione, il vitalizio, anche con un solo mese di contributi. È quello che è accaduto a diversi dirigenti dello SNALS CONFSAL e al segretario generale in persona, il professor, per così dire, Marco Paolo Nigi, il quale Nigi, negli 8 mesi prima di andare in pensione, ha iniziato a incassare uno stipendio mensile di 8.000 euro, garantendosi un vitalizio da 5.000 euro al mese, una specie di win for life, fatto apposta per quelli a cui piace vincere facile. E così il sindacato di Nigi, con soltanto 64.000 euro, ha garantito al suo segretario una pensione da 60.000 euro all'anno per sempre. All'inviata delle Iene che gli chiede se la ritenga una cosa giusta, il professor Nigi risponde: faccia ricorso contro la legge. Peraltro non è finita qui, perché Nigi, oltre ai 60.000 euro di pensione integrativa da sindacalista, percepisce anche la pensione da insegnante, che è di circa 25.000 euro all'anno. E anche questa è in realtà una pensione da sindacalista, visto che Nigi ha preferito molto presto la vita sindacale alle aule scolastiche. Nel 1976 Nigi diventa presidente provinciale dello SNALS CONFSAL di Firenze. Nel 1988 entra nella segreteria generale nazionale a fianco di Nino Gallotta, fondatore e leader storico dello SNALS, del sindacato autonomo della scuola. Con lui stringe una lunga alleanza che si rompe nel 2000 quando Gallotta viene sfiduciato. In tal modo Nigi nel 2001 al titolo di prof aggiunge anche quello di Segr-Gen, segretario generale della CONFSAL, e nel 2007 anche Segr, cioè segretario dello SNALS. Così il sindacalista dal 2007 cumula quel doppio incarico di segretario dello SNALS e della CONFSAL, cioè la confederazione che include anche lo SNALS, che era una cosa che contestava il suo predecessore Gallotta. È un sindacalista infaticabile il professor Marco Paolo Nigi, il quale, lo racconta lui stesso nelle sue interviste, lavora dalle 8 di mattina fino a tarda sera, tranne il sabato e la domenica, che dedica a leggere i classici e a vedere spettacoli leggeri. È una persona che ha buon gusto ed eleganza. Infatti, sempre nelle sue interviste racconta di vestire abiti di canali, che amo molto, dice il sindacalista, per esempio, in un'intervista a Italia Oggi, e ho una passione per le cravatte di Marinella e Ferragamo. Un uomo d'altri tempi che predilige scrivere a mano. Con la mia penna stilografica Montblanc, dice nell'intervista, sebbene non disdegni di usare un modernissimo iPhone per il lavoro. Insomma, abiti canali, la Montblanc, cravatte di Marinella, Ferragamo, iPhone
Il lettore penserà, scrive Libero, che anche con oltre 80.000 euro di pensione annua il rischio è di arrivare in affanno a fine mese. Ma il professor Marco Paolo Nigi non è soltanto in pensione con 60.000 euro da sindacalista e 25.000 euro all'anno da insegnante di scuola media. È anche consigliere del CNEL, il Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, e in tal modo il professor segretario generale Nigi integra la pensione integrativa con l'incarico di consigliere del CNEL, l'organo costituzionale che riunisce i rappresentanti delle categorie produttive della nazione, che ricopre dal 2002 come consigliere la carica il professor Nigi. E questo gli garantisce un'altra integrazione stipendiale di 25.000 euro all'anno. Il CNEL è reputato ormai da tutti un ente inutile, il tasso di assenteismo è altissimo, tuttavia se anche il Segr Gen Prof Pens Cons Nigi, cioè il segretario generale professore pensionato e consigliere Nigi, dovesse saltare qualche seduta, sarebbe giustificato, perché ha un altro incarico ancora. È direttore del settimanale Confsal, Società Cultura Lavoro, e del quotidiano Scuola Snals, una pubblicazione sconosciuta alla maggioranza degli italiani e che tuttavia negli ultimi 10 anni ha ricevuto 13 milioni di euro di finanziamento pubblico, 1.300.000 euro ogni anno. Abbiamo cercato di parlare, conclude Luciano Capone su Libero, con il segretario generale, professore, pensionato, consigliere e direttore Nigi. Ci ha fatto sapere, attraverso l'ufficio stampa, che non intende parlare di montature scandalistiche, però è disponibile per dichiarazioni sulla politica economica. Hai capito? È anche macroeconomista, conclude Luciano Capone su Libero. Siamo sempre a Brahms, il quartetto per pianoforte numero 1, opera 25 in sol minore. Però adesso vorrei proporvi, ci sarebbe anche da leggere, e ve lo consiglio anche perché non credo che faremo in tempo a leggerli entrambi gli articoli, un paio di articoli pubblicati oggi sull'Espresso a proposito di nomine, lobby, soggetti nominati dal governo Renzi e facenti parte dello stretto giro renziano e della Trinità renziana, chiamata così la Trimurti, anche questa è una definizione dell'Espresso, cioè i tre uomini più vicini
a Renzi, Luca Lotti, Marco Carrai, l'avvocato Alberto Bianchi. Leggendo gli articoli ci si fa anche un'idea dell'entourage di potere, diciamo così, renziano. Peraltro, cosa abbastanza normale, chiunque governi ha il suo giro di potere. Comunque è una lettura utile, interessante per capire il circolo renziano. Però prima vorrei proporvi un articolo pubblicato l'altro ieri su Repubblica, mercoledì 22 ottobre, a firma di Giampaolo Visetti, corrispondente di Repubblica dalla Cina. È l'articolo che abbiamo soltanto citato di sfuggita, perché era anticipato in prima pagina, sulla figura di Liu Xiaobo, premio Nobel. Nel 2010 viene insignito del premio Nobel per la pace per l'impegno non violento a tutela dei diritti umani. Non ha potuto ritirare il premio naturalmente perché è carcerato e le sue condizioni di carcerato sono state aggravate con un'ulteriore condanna proprio dopo l'assegnazione del Nobel. Nel momento in cui la Cina è sempre più attiva anche in Italia sotto il profilo economico e di acquisizione di aziende, ne abbiamo appena lette e da parte di alcuni celebrate nella scorsa settimana e anche in questa, proprio in questo momento è utile forse leggersi questo articolo di Giampaolo Visetti da Pechino, che inizia così a proposito del premio Nobel per la pace Liu Xiaobo. Tra l'altro la moglie l'hanno internata in un ospedale psichiatrico sostanzialmente, anche se perfettamente sana, e sta diventando matta adesso, dopo l'internamento, perché quest'uomo è un uomo estremamente pericoloso e se la fisionomica ha un senso, il volto di quest'uomo è il volto di una persona veramente bella. Posso dare un giudizio così azzardato forse per qualcuno, non importa, è un giudizio personale, uno potrà essere d'accordo, qualcun altro no, e comunque è ritenuto altamente pericoloso e se ne sono fregati dell'opinione pubblica mondiale e degli stati, giustamente, perché nessuno stato ha reagito più di tanto a questa cosa clamorosa, l'assegnazione di un premio Nobel con il premio Nobel in carcere e la moglie poi subito dopo messa in un ospedale psichiatrico. Siamo nel 2010 e adesso nel 2014, eppure è roba considerata normalissima, anzi si fa affari con questi paesi. È chiaro che questa qui è una considerazione che si presta anche a critiche di moralismo e tutto quello che volete, di qualunquismo, di populismo, soprattutto di moralismo facile, però c'è una realtà, la realtà di un uomo che non possiede più niente. Le scarpe che calza sono quelle che gli ha dato lo Stato, la Repubblica Popolare Comunista Cinese. Gli hanno tolto carta e inchiostro. Ogni giorno scrive poesie sul pavimento di pietra, le scrive sull'acqua evidentemente. È bella questa immagine anche se forse non è vera. I versi, anche se in cella, sono liberi. Infila un dito nella ciotola dell'acqua che beve e scrive. Dopodiché i versi evaporano in pochi istanti. Vietato invece al detenuto Liu Xiaobo leggere. La rieducazione ha deciso che lui deve fare il sarto, cucire le divise dei suoi carcerieri. Liu Xiaobo a fine dicembre compirà 59 anni e trascorre le sue giornate a cucire appunto le divise per i suoi secondini, per i carcerieri. Nella vita di prima insegnava filosofia, si è poi scoperto poeta e ha promosso Carta 08, l'ultimo manifesto per la democrazia che è comparso in Cina dopo Tiananmen. Nel 2009 era Natale quando lo hanno condannato, 11 anni di carcere per incitamento alla sovversione. Nel dicembre di un anno dopo, 2010, a Oslo, la sua sedia vuota di premio Nobel per la pace evidentemente fece paura a Pechino. Una farsa e un crimine, dissero le autorità, orchestrati da gruppi di pagliacci stranieri per conto degli Stati Uniti. Altri 4 anni e quella sedia rimasta vuota e quel premio Nobel per la Cina non esistono. Anche i pagliacci però rivelano di avere poca memoria. Di Liu Xiaobo, poeta divenuto sarto in carcere per aver chiesto libertà e avere dedicato il premio alle anime morte di piazza Tiananmen, il mondo non parla più. Lui però è vivo, dice l'amico Yang Jianli, e vuole resistere almeno fino al giorno in cui potrà uscire dal carcere. Mancano 6 anni e nella cella di Jinzhou, in Manciuria, possono essere anni lenti. Il suo trattamento è stato indurito, nessun contatto con l'esterno, sospese le visite dell'avvocato. Un muro di vetro lo separa dalla moglie, Liu Xia, la sola che ha il permesso di visitarlo una volta al mese. È l'ultima punizione per avere confidato di ripassare a memoria ogni notte il discorso che sogna di pronunciare quando finalmente
sarà liberato e potrà volare in Norvegia per ritirare il premio Nobel che ancora lo attende. Liu Xiaobo è un fantasma invisibile e dimenticato. Su quell'aereo forse non salirà mai. Fuori dal carcere in cui è rinchiuso resta però un posto di blocco e 2 pattuglie impediscono a chiunque di avvicinarsi per motivi di sicurezza. Oltre 5.000 chilometri più a sud del carcere in cui sta Liu Xiaobo, alla periferia di Pechino, anche l'appartamento di 3 stanze in cui ufficialmente è confinata la moglie, Liu Xia, viene considerato luogo pericoloso. Certi drammi fanno sorridere, scrive l'inviato di Repubblica Giampaolo Visetti. La moglie del premio Nobel, 55 anni, da febbraio non vive più in quel malandato Palazzo Bianco che è considerato ancora oggi un luogo pericoloso. Restano 3 agenti condannati a sorvegliare lo spettro di questa donna. Un'auto della polizia nel cortile vuoto controlla i documenti a chiunque passi di lì. Vivo qui, dice un vicino, mi conoscono, in 4 anni hanno registrato il mio nome migliaia di volte. La moglie del premio Nobel Liu Xiaobo, la moglie Liu Xia, da 9 mesi è in ospedale. Per gli amici rischia di finire sepolta viva in un manicomio. Le ultime immagini di lei, rubate durante pochi minuti di distrazione dei secondini, risalgono a gennaio. La donna appare con la testa rasata a zero, vestita con una vecchia felpa, magra, irriconoscibile rispetto alla bella donna imprigionata l'8 ottobre del 2014. Il confino, un'ora dopo l'assegnazione del Nobel al marito. Xu Yuzhu, amico da 25 anni, dice che la moglie di Liu Xiaobo è ridotta nella povertà più totale e che il potere cinese vuole farla impazzire o spingerla al suicidio. Su di lei non pende alcuna accusa. Sposare un ragazzo che poi vince un premio Nobel per la sua lunga e non violenta lotta per i diritti fondamentali in Cina, questa fu la motivazione, è una colpa più che sufficiente per questa donna. Per oltre 3 anni, prima di finire in una clinica chiedendo di morire, la mattina poteva uscire a far la spesa. Perso il lavoro, finiti i soldi, si faceva accompagnare dalla madre pensionata. Percorrevano a stento i 300 metri fino a un piccolo spaccio. Le scortavano 6 agenti, a volte ragazzi buoni che si offrivano di saldare il conto di riso e foglie di cavolo. La signora Liu, dice la negoziante, sorrideva sempre, ma si vedeva che le veniva da piangere. Diceva che la polizia le suggeriva di divorziare dal marito. Un funzionario telefonava per ricordarle che bisogna stare attenti a chi si sposa. L'ultima volta ha promesso che un giorno mi pagherà, dice la negoziante. Sono passati 4 anni, racconta l'inviato di Repubblica Giampaolo Visetti, dal premio Nobel per la pace a Liu Xiaobo, 25 anni dalla repressione degli studenti in piazza Tiananmen, e la realtà in Cina è questa. Il dissidente è isolato in un carcere della Manciuria, sottoposto a regime di carcere duro. Sua moglie è agli arresti domiciliari in un ospedale di Pechino, curata per esaurimento nervoso, dicono le autorità. Nessuno dei 2 è avvicinabile. Gli edifici in cui risultano reclusi sono sorvegliati giorno e notte. Non possono comunicare con il mondo esterno. Liu Xiaobo rifiuta di chiedere clemenza al presidente Xi Jinping. La moglie, Liu Xia, dice che la politica non l'ha mai interessata. Quando si incontrano si possono scambiare soltanto poesie d'amore, perché la censura pensa che almeno queste non siano antipatriottiche. La pena del premio Nobel scade nel 2020. Quella della moglie nessuno lo sa, perché non è mai stata condannata. In un mondo normale, scrive l'inviato di Repubblica, governi e opinioni pubbliche chiederebbero ogni giorno la libertà degli innocenti. Un regime che imprigiona chi esprime pacificamente le proprie idee verrebbe emarginato dalla comunità internazionale. Nel 2010 tale impegno da parte dei paesi democratici fu solenne. La Cina, invece, oggi viene contesa tra quelle stesse nazioni che esaltano la sua crescita economica dalla quale dipendono. Il gigante dei capitali nasconde il nano dei diritti. Prima di metà novembre, il presidente americano Barack Obama volerà a Pechino per il vertice delle potenze affacciate sull'Oceano Pacifico. I familiari e gli amici di Liu Xiaobo e di Liu Xia, i superstiti di Tiananmen, gli hanno chiesto di sfruttare l'occasione per scongiurare il presidente
presidente Xi Jinping di liberarli prima che sia troppo tardi, sia per loro che per la Cina. È l'ultima speranza. Se il silenzio continua, legittimando l'indifferenza, il premio Nobel e la sua sedia vuota si trasformeranno nel certificato storico della resa di chi crede nei diritti umani. Johannes Brahms, pianoforte e archi, quartetto numero 1, opera 25 in sol minore, lo abbiamo appena finito di ascoltare. Ma adesso brevemente vi vorrei proporre almeno l'attacco, l'inizio del pezzo di Emiliano Fittipaldi sull'Espresso dedicato alle nuove lobby renziane all'assalto del potere. Si parte dalla Trimurti, come la definisce il giornalista del settimanale L'Espresso. Luca Lotti è il primo ed è soprannominato Lampadina, è sottosegretario, formalmente è considerato quello più difficile da avvicinare. Marco Carrai è l'imprenditore, immerso nei suoi affari ma più disponibile. E poi c'è l'avvocato Alberto Bianchi, che della Trimurti è lo zio saggio, il mediatore, colui che sa ammorbidire i dissidi e trovare la quadra, lo definisce L'Espresso. Sono i tre, Luca, Marco e Alberto, che formano quella che deputati e affaristi chiamano la Trinità Renziana, il gruppo scelto a cui Renzi ha affidato la creazione di un nuovo sistema di potere che all'ombra di Palazzo Chigi deve gestire nomine pubbliche, dossier delicati e interessi economici. Negli ultimi mesi la rete di relazione di questa Trimurti si sta espandendo. La supremazia della vecchia ditta, il sodalizio Gianni Letta Luigi Bisignani, è ormai un lontano ricordo. Da febbraio lobbisti, consulenti d'azienda e battitori liberi si affannano per salire sul carro giusto. Partiamo da Carrai, scrive Emanuele Fittipaldi sull'Espresso. Marco Carrai, insieme a Lotti, Bianchi e al ministro Maria Elena Boschi, è nel ristretto consiglio di amministrazione della fondazione Open, che è il cuore, ma anche la cassa del meeting della Leopolda che si apre questo weekend. Per il premier Carrai resta un punto di riferimento, scrive l'Espresso. Carrai è il rampollo di una famiglia di costruttori molto cattolica, tendenza CL. Nel 2009 ha deciso di lasciare la politica attiva diventando imprenditore.
L'apparenza inganna, scrive l'Espresso, perché Carrai continua a raccogliere fondi per le campagne elettorali di Renzi, tessendo relazioni con ambasciatori e politici, specialmente statunitensi e israeliani, e più in generale con tutti i banchieri d'Italia, da Fabrizio Palenzona a Lorenzo Bini Smaghi. Ufficialmente Carrai non ha incarichi di governo, ma ogni volta che scende a Roma ha un'agenda piena zeppa. Si appoggia a un ufficio di Franco Bernabé, ex amministratore di Telecom Italia, di cui è socio in una società di consulenza. Carrai è definito l'anello di congiunzione tra Renzi e i poteri forti. Perfino i manager di Monte dei Paschi Siena e Unipol, da sempre legati a D'Alema, ora vanno a baciare la pantofola di Carrai. Molti lobbisti della rete Carrai li ha invitati al suo matrimonio. A festeggiare lui e la consorte, Francesca Campana Comparini, c'erano alcuni emergenti come Filippo Maria Grasso, Pasquale Salzano e la lobbista del Papa Francesca Ciauqui. Filippo Maria Grasso, 35 anni, è da tempo nel cerchio magico di Tronchetti Provera in Pirelli, legatissimo a Pippo Corigliano dell'Opus Dei, pizzicato nelle intercettazioni della P4 per aver messo in contatto l'ex ministro Prestigiacomo e Luigi Bisignani. Filippo Maria Grasso vanta relazioni internazionali di alto livello in Russia, Brasile e Turchia e stretti rapporti con le forze di polizia. Mentre invece Pasquale Salzano, classe 1973, è il napoletano che ha preso da poco la guida delle relazioni istituzionali dell'ENI al posto di Leonardo Bellodi, scelto dal nuovo numero uno, Claudio Descalzi. Salzano è un diplomatico e ha lavorato con Romano Prodi. Al matrimonio di Carrai c'era anche una delle facilitatrici d'affari più ambiziose del momento, Francesca Ciauqui, figlia di un egiziano che se n'è andato di casa quando lei era bambina e di un insegnante calabrese. Si è trasferita qualche anno fa a Roma. Ha fatto la babysitter per pagarsi l'affitto e poi ha scalato tutte le gerarchie della città in pochi anni. Grazie alle entrature della contessa Marisa Pinto Olori del Poggio, ambasciatrice di San Marino, che l'ha praticamente adottata e presentata a decine di vescovi e cardinali, Francesca Ciauqui, anche in virtù di un rapporto personale con il cardinale George Pell, segretario di Stato Pietro Parolin e il Papa in persona, è diventata appunto una delle persone più importanti per quanto riguarda la gerarchia anche vaticana. Tra un pranzo per VIP organizzato su una terrazza in San Pietro, tra gli invitati anche Marco Carrai, e un appuntamento a Santa Marta, dove risiede Papa Bergoglio, Francesca Ciauqui sta anche curando gli investimenti italiani di due multinazionali asiatiche. Carrai, Bianchi e Lotti non conoscono ancora le logiche e i riti dei vecchi potentati, scrive l'Espresso, che poi continua in questo interessante articolo sulla nuova lobby renziana all'assalto del potere, affiancato poi da un altro articolo, quello di Marco da Milano sulla Leopolda, anche questo denso di nomi e di relazioni economico-finanziario-politiche interessanti, e per completare il tutto potete anche leggervi sempre su Espresso quello che dice il costruttore Riccardo Fusi da Prato, il numero uno della BTP. La sua società fu una delle più importanti negli ultimi anni, adesso è in difficoltà finanziarie, sotto processo e via dicendo. Era stato accreditato come uno di destra, amico di Verdini, ha un sacco di rapporti anche con le cooperative rosse, lavorando in Toscana, e li racconta in questo articolo. Comunque pubblicità, e poi invece torniamo sulla manovra con il capogruppo della Lega alla Camera, Massimiliano Fedriga.
Lega Nord alla Camera. Buongiorno intanto Federica. Buongiorno a voi. Allora, facciamo un breve focus sulla manovra economica, visto che il Presidente del Consiglio ha detto che questa qui è la più grande operazione di riduzione delle tasse che sia mai stata fatta nella storia della Repubblica e oserei dire anche in quella del Regno d'Italia. Meno IRAP, meno contributi per le assunzioni a tempo indeterminato, 80 euro per i redditi più bassi. Peccato che perfino un quotidiano certamente non antigovernativo come La Stampa di Torino oggi abbia fatto quattro conti sulla base delle tabelle di copertura alla legge di stabilità trasmessa ieri al Parlamento e abbia scoperto che, cito testualmente, il film che ci è stato raccontato è ben diverso dalla realtà. Perché in sostanza le nuove entrate, cioè quello che dovremo metterci noi, sono ben superiori a quelle che erano state presentate da Renzi con le slide, e la riduzione della spesa pubblica è molto molto lontana da quello che sembrava invece molto molto vicino a ciò che aveva elaborato il commissario Cottarelli. In poche parole abbiamo tagli alle spese infinitamente inferiori a quelli propagandati e tasse invece incredibilmente superiori a quelle che ci sono raccontate per quest'anno. Per l'anno prossimo non ne parliamo perché il trend del 2016 è previsto addirittura, per l'anno prossimo sono quelle naturalmente della finanziaria di adesso, ma per il 2016 sono previsti 31 miliardi di aumenti fiscali e 38,5 nel 2017 e mancano, anzi dice La Stampa stamattina, spariscono 10 miliardi di risparmi, che significa altri 10 miliardi di tasse in più. Vogliamo considerare, Federica, anche la questione della tassa sulla casa? Sapremo tutto a dicembre, quando avremo finito di pagarle, però già in anticipo, in partenza, il governo Renzi ha preventivato di tirar su dalle tasse su casa, capannoni, terreni e via dicendo, e immobili produttivi, il che riguarda anche artigiani appunto e imprenditori, 30 miliardi e rotti, 30 miliardi e 400 milioni, che sono ben di più rispetto a quei 24 che ha tirato su Mario Monti. Il che la dice tutta, sono 7 miliardi in più soltanto di IMU e dintorni, più la manovra finanziaria. Allora, siamo davanti veramente a un grandissimo attore che fa credere a tutti che il film sia quello giusto, o qualcuno si sta svegliando? Mi sembra che sia emerso con chiarezza che quanto diciamo da diverso tempo, ovvero il governo delle balle di Renzi, il governo dei talk show, ma non il governo del problema dei cittadini, stia venendo a galla. Ricordo, oltre alle cose puntuali che ha citato, per esempio anche tutte le diverse clausole di salvaguardia che nella sostanza, visto la legge di stabilità traballante, e non lo dice la Lega, perfino gli amici renziani europei hanno criticato i pali sui quali si regge la legge di stabilità, nella sostanza ci troveremo anche a pagare un aumento dell'IVA che arriverà fino al 25,5% e l'aumento della benzina. Quindi altro che governo e legge di stabilità del taglio delle tasse, è una stangata per tutti i cittadini, una stangata per tutte quelle aziende che non riescono ad andare avanti per una pressione fiscale iniqua che c'è nel nostro paese. Ricordo oltretutto la presa in giro dell'IRAP. Per 6 mesi il Presidente del Consiglio Renzi è andato avanti dicendo che aveva tagliato l'IRAP del 10%, che le aziende potevano finalmente vedersi riconosciuti gli sforzi che facevano grazie al taglio che a giugno aveva fatto del 10%. Ebbene, questa legge di stabilità retroattivamente riaumenta quella diminuzione che aveva fatto, quindi una presa in giro colossale, e sono riusciti perfino a dire non preoccupatevi, comunque non dovete pagare le multe per il minor pagamento. C'era una legge dello Stato che prevedeva il taglio dell'IRAP e adesso Renzi fa il buono dicendo la riaumentiamo retroattivamente, ma non dovete pagare le multe. Insomma, una presa in giro colossale. Ci sarebbe da ridere se non stessimo però confrontandoci con un dramma del paese, delle famiglie e delle imprese di questo squaternato paese che purtroppo è governato da persone che non sono in grado, se non in qualche talk show televisivo, di dare risposte ai drammi che stiamo vivendo. Peraltro, per il breve medio periodo, e qui passiamo sul piano più schiettamente politico, mi sembra, Federica, il governo Renzi non ha nulla da temere, perché ieri, per l'ennesima volta, Forza Italia, o quello che rimane, in sostanza però in Parlamento qualcosa conta, evidentemente Forza Italia, per bocca di Berlusconi, ha fatto capire che c'è il più ampio appoggio, anzi una specie di carta bianca, per dirla con Totò,
perché in realtà Berlusconi ha detto sì, siamo d'accordo sulla legge elettorale iper diciamo così maggioritaria, nel senso che la proposta è il primo partito, chi arriva primo prende tutto, non più la coalizione. Siamo d'accordo però anche su tante altre cose, ha detto Berlusconi, e non mi riferisco solo ai matrimoni gay piuttosto che alla cittadinanza per immigrati sulla base del ciclo scolastico percorso. Ha detto tante altre cose, cioè siamo disponibili a parlare su tutto. Quindi in Parlamento i numeri ci sono. Che cos'è secondo lei? Mi sembra il grande partitone unico. Ma questo c'era uno scambio di favori, diciamola chiara, perché appare poco credibile che un leader di partito, il cui partito è dato in discesa, faccia un'apertura di questo genere, tra l'altro anche a una legge di quella natura, per cui il primo partito prende tutto, e in questo momento il primo partito, sondaggi alla mano, dovrebbe essere il partito di Renzi. Quindi che interesse ha Berlusconi? C'è un do ut des per la protezione delle sue aziende, la trasmissione delle aziende ai figli e via dicendo, cioè, perché sennò non si capisce. Il dubbio viene naturale, cioè che il patto del Nazareno non sia semplicemente un patto politico ma anche un patto di affari. È un dubbio che a qualsiasi cittadino che legga le dichiarazioni fatte da Silvio Berlusconi nella giornata di ieri viene naturale. Io ovviamente non ero presente al patto del Nazareno, però i dubbi sono forti. Il dato di fatto però politico è che la Lega Nord è rimasta l'unica forza anti-renziana, l'unica alternativa a queste balle dilaganti del Presidente del Consiglio, perché con l'annullamento che Berlusconi sta facendo di Forza Italia, schiacciandola dentro il Partito Democratico, sembra evidente che ormai la Lega sia rimasto l'unico baluardo a difendere la famiglia, a difendere i nostri valori, a difendere questo paese dall'invasione incontrollata. Che un leader che si dice di centrodestra vada a dire che è d'accordo sugli ius soli, è d'accordo sui matrimoni gay, è d'accordo su una legge elettorale che nella sostanza fa un favore esclusivamente a Matteo Renzi, sembra alquanto particolare. Se non ci sono degli affari sotto, è un suicidio assistito di Berlusconi e di Forza Italia. Berlusconi penso che non sia totalmente scemo e quindi evidentemente qualcosa di strano c'è sotto. Ecco, la manovra da questo punto di vista, per quanto Berlusconi l'abbia criticata, con tutta probabilità passerà, anche perché passa di tutto, è passata perfino nel momento in cui non c'era, è stato approvato in Consiglio dei Ministri, qualcosa che ancora non esisteva, e pare che in questa fase il Presidente della Repubblica, il Quirinale, sia un'istituzione sostanzialmente assente, mette la firma dove gli si dice di mettere la firma e basta. Mi pare, perché oltretutto ieri è stata una giornata in cui sono stati messa la fiducia su altri 2 decreti, o sbaglio, Federica? È stato messo sullo sblocca Italia alla Camera e sulla cosiddetta riforma della giustizia civile al Senato, cosiddetta riforma perché non si tratta di una riforma semplicemente, e lo sblocca Italia non si tratta neanche in questo caso di sblocca Italia, ma semplicemente di portare le immondizie create in alcune regioni del paese al nord, perché da alcune parti non vogliono fare gli inceneritori, perché gli inceneritori si possono fare soltanto al nord, non vogliono fare la raccolta differenziata perché la raccolta differenziata si può fare soltanto al nord. Risultato, con questo sblocco Italia il governo Renzi, Matteo Renzi, il Partito Democratico hanno votato che questi rifiuti verranno ad essere smaltiti nel nord del paese, con anche tutti quei rappresentanti politici, quindi tutti quei parlamentari eletti nelle regioni del nord che supinamente, senza fare una battaglia che sia una, hanno votato la fiducia e voteranno il provvedimento la prossima settimana. Insomma, quindi degli atti che vanno contro i nostri cittadini, su quali la Lega è rimasta l'unica a fare una battaglia forsennata. Siamo in pochi ma siamo battaglieri. È chiaro che i numeri non sono dalla nostra all'interno della Camera e del Senato, ma è altrettanto vero che sono convinto, vista anche la manifestazione di Milano dello scorso fine settimana, che la gente invece è dalla nostra, e quindi con la forza della gente ci auguriamo perlomeno di limitare i danni, sperando che questo governo se ne vada il prima possibile. Intanto c'è questo effetto comunicazione abbastanza paradossale che però non riesce a convincere chi fa i conti. Un giornalista che fa i conti come Franco Bechis, uno molto preciso peraltro, ha scritto proprio ieri, facendo 4 conti, un numero che dovrebbe essere significativo. Fra le imposte aumentate e i cali di tasse soltanto annunciati,
Il governo Renzi ha messo 10 miliardi di tasse in più fino ad oggi rispetto al governo Letta. È abbastanza eclatante come notizia, però è scomparsa, non esiste più, così come la notizia della riduzione di 100 milioni di euro dal fondo per la non autosufficienza per i disabili. Un altro, colpiscono i più deboli, cioè questo governo colpisce i più deboli facendo l'annuncio da Barbara D'Urso di tutt'altro rispetto a cosa è contenuto nella finanziaria. Ricordo per esempio che ha aumentato anche le tasse in modo pesante per chi aveva messo magari quei pochi risparmi che riusciva a fare a fine mese per una pensione futura. Pensiamo a quei giovani che magari sono col metodo contributivo, che avranno una pensione da fame, che fanno i sacrifici, magari per mettere 1.000-2.000 euro all'anno nella pensione futura e poter così mantenere la propria famiglia quando finiranno di lavorare. Ebbene, il governo va ad aumentare in modo drammatico le tasse su le rendite da questo tipo di investimento, che non è una speculazione, voglio ricordare a tutti, ma è semplicemente un piccolo risparmio che una famiglia cerca di mettersi da parte visto le difficoltà economiche, con grande fatica lo fanno. Ha aumentato anche per esempio tutti le tasse sui piccoli risparmi che uno mette nella posta, che uno mette nel suo piccolo conto corrente, con quelli che adesso in questo momento le famiglie stanno usando per sopperire alle mancanze di un governo che non dà le risposte al paese. Insomma, una tassa generalizzata, per non parlare ovviamente di Tasi e Tari, che sono anche in questo caso aumentate in modo drastico per scelte del Partito Democratico. La cosa imbarazzante è che Renzi e il PD cercano sempre di dare la colpa a qualcun altro, ma i dati di fatto sono che governano da 3 anni, hanno governato con Monti, con Letta e con Renzi, e non c'è dubbio che il Partito Democratico di Matteo Renzi sia la forza politica che governa, che ha aumentato più di tutti le tasse e ha colpito più di tutti i cittadini. Mi sembra che l'unico scopo loro sia quello di alzare la voce in Italia per fare il bulletto di quartiere a dire che lui è indipendente e non risponde a nessuno, ma nella sostanza va in Europa, si china a qualsiasi diktat che colpisce i nostri cittadini e evidentemente compiace a me fa piacere solamente alla Merkel. Ecco, i numeri sono numeri, quindi diciamo quelli che abbiamo citato stamani, sebbene in sintesi, sono quelli, ma a me colpisce anche una cosa, perché prevedere 30,6 miliardi di gettito soltanto dall'IMU e ciò che gli ruota intorno, dico IMU perché così ci capiamo, ho preso diversi nomi, ma insomma casa, terreni, capannoni e via dicendo, cioè 7 miliardi in più di Mario Monti, e dire tutto. Cioè uno poi può andare a raccontare tutte le favole dell'universo, ma questi 7 miliardi in più soltanto sull'IMU la dicono tutta, secondo me, onorevole Fedriga. Ma è esplicito, oltretutto ricordiamo, sono 7 miliardi in più rispetto a delle tasse che aveva messo sempre il Partito Democratico, perché Monti non veniva dalla Luna, è stato votato con una maggioranza del Partito Democratico. Cioè quello là che è apparso come il diavolo, insomma è stato superato alla grande da questo qui che è invece il re degli uccelli del paradiso. No, ma infatti, ripeto, tutto in casa PD, da Monti a Renzi, che aumenta ancora le tasse rispetto a quanto ha fatto Monti. È una linea di continuità rispetto a Monti, una continuità ovviamente che va a esasperare la situazione del paese e delle imprese. Pensiamo magari all'impresa che deve pagare appunto più tasse sulle proprietà immobiliari, anzi proprietà produttive che hanno. Ricordo sempre che nel nostro paese abbiamo il 68,3% di total tax rate, ovvero pressione fiscale complessiva, contro il 34% della Slovenia, il 50% dell'Austria, quindi le balle di Renzi vengono a galla ed è ovvio che le nostre imprese, altro che nuovi posti di lavoro, altro che competitività, altro che nuova produzione, vuol dire semplicemente ucciderle definitivamente e aumentare la disoccupazione. Non a caso tutti i dati, qualsiasi dato si possa andare a vedere, dalla disoccupazione alla chiusura delle imprese, addirittura al debito pubblico, sono negativi per questo governo. Non è riuscito a migliorare una situazione che sia una. Semplicemente è riuscito ad aumentare le tasse, come dimostra questa legge di stabilità. Ma per fortuna, e qui chiudiamo Fedriga, per fortuna noi potremo avere un'alternativa, perché Berlusconi ha annunciato che si ricandiderà. Meno male. Che fortuna. Non vorrei capire quale sia l'alternativa. Se Berlusconi ormai è l'alter ego di Renzi o Renzi l'alter ego di Berlusconi, indifferente, mi sembra che l'alternativa non sia da guardare da quella parte. L'unica alternativa credibile in questo momento è la Lega, che sta facendo con molta chiarezza, trasparenza, coerenza
una battaglia politica facendo anche delle proposte, non solamente dicendo di no. Faccio l'esempio della flat tax, 20% di tasse per tutti, faccio l'esempio dell'abolizione della riforma delle pensioni Fornero per favorire il ricambio generazionale, faccio l'esempio dell'eliminazione degli studi di settore. Insomma, delle proposte concrete che ovviamente questo governo, né tantomeno purtroppo è la parte dell'opposizione berlusconiana, dà ascolto, ma sono le uniche ricette, non perché siamo dei geni, ma perché semplicemente abbiamo cercato di ascoltare, di guardare cosa hanno fatto nella storia i paesi quando si sono trovati di fronte a una crisi economica, e abbiamo studiato quelle ricette per proporle al paese per uscire dalla crisi. Ma evidentemente la volontà non è uscire dalla crisi, la volontà è favorire qualche grande interesse internazionale che venga a fare shopping sulle poche ricchezze che sono rimaste nel nostro paese, è favorire qualche burocrate europeo che evidentemente non tutela gli interessi dei cittadini, ma gli interessi di qualche grande potente del potente di turno. Bene, io ringrazio Massimiliano Federica, grazie, buon lavoro, a risentirci. Grazie a voi, buon lavoro a voi. Presidente dei deputati della Lega Nord. E noi invece adesso ci ascoltiamo nella versione del professor Bill Edwards, la danza ungherese numero 5 di Brahms per pianoforte, creativamente interpretata. Dopodiché ce ne andiamo tutti belli sereni verso la fine di settimana, o weekend o Jobs Act, che dir si voglia.